Si fa tanto parlare di cultura e di necessità di ridurre il precariato. Noi crediamo che queste cose dipendano da atti formali. L'atto formale che stiamo attendendo è l'approvazione da parte del MIBACT della dotazione organica che la Fenice ha presentato come proposta ad aprile di quest'anno. Venezia chiama, ma Roma non risponde. L'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali non è arrivata, superando il limite di 60 giorni previsto. Una mancata risposta che blocca i concorsi interni che la Fenice potrebbe bandire per stabilizzare i lavoratori a tempo determinato. I lavoratori sono variegati, cioè in molti reparti, sono ad oggi una quarantina. La dotazione organica è presentata di 315 persone a tempo indeterminato. Se venisse approvata, queste 40 persone potrebbero veder trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Teniamo conto che sono anni che questi lavoratori vivono di tempi e di rinnovi di tempi indeterminati. Il Partito Democratico ha depositato un'interrogazione al sindaco chiedendo all'amministrazione comunale di attivarsi con urgenza per sollecitare l'approvazione della pianta organica proposta dalla Fondazione Teatro La Fenice. Ma se la risposta del MIBACT tardasse ad arrivare, il sindacato lancia un'ulteriore proposta. Qui c'è una richiesta che noi facciamo alla Fondazione di un'assunzione di responsabilità che sta nel fatto di bandire i concorsi indipendentemente dal fatto che il Ministero risponda o no, perché ad oggi è il Ministero che è in difetto di legge. E lo possono fare? Lo possono fare, secondo noi lo devono fare, nel senso che non può essere che la burocrazia tenga al palo un'azienda e il destino dei lavoratori.